Serena Caredda. Serena è la detentrice del titolo Una ragazza per il cinema 2022. Cederà il suo titolo il 10 settembre al Teatro Antico di Taormina, quando sarà proclamata la prossima Miss 2023. Durante quest'anno Serena ha frequentato lo Studio Cinema International, l'Accademia di Cinema di Roma. Ci presenterà ora il monologo che ha sostenuto per l'esame finale. A voi, Serena Caredda. È un monologo molto interessante questo, particolare, perché mi spiegava dietro le quinte che era un monologo veramente molto particolare. Che cosa ti ho fatto? Momenti tecnici, deve fare un tragitto molto lungo, ma sta arrivando. Si sta preparando, perché sai, gli attori solitamente si preparano. Ecco a voi Serena Caredda. Mi devo avvicinare per tenerti il microfono o no? Io ho sempre voluto fare il cinema. Da quando ero piccola così ero certa che sarei diventata una grandissima star, come la Garbo o Joan Crawford o una di quelle, o magari semplicemente bellissima, bellissima e ricca come le donne della televisione. Sì, avevo un sacco di sogni. E sapete una cosa? Ero certa che si sarebbero avverati tutti quanti. Però col passare del tempo ho smesso di raccontare le cose alla gente, perché vedete, la gente non capisce. La gente non capisce e può farti cadere. Anzi, ci gode a vederti cadere. Ma io nei miei sogni ci credevo con tutto il cuore. Così, quando mi sentivo giù di morale, prendevo e scappavo nella mia mente verso una vita immaginaria dove ero un'altra persona. E mi faceva ridere che tutta quella gente non sapesse chi sarei diventata. Ah, ma l'avrebbero scoperto. Sapete, non ricordo dove fossi, ma lessi da qualche parte. No, forse lo sentì dire. Comunque scoprì che la grande Marilyn Monroe, voglio dire, sapete tutti chi è Marilyn Monroe, no? Comunque, venni a scoprire che la grande Marilyn Monroe era stata scoperta in un negozio di bibite. Cioè, in un negozio di bibite ci rendiamo conto? Pensai, potrebbe succedere anche a me. Insomma, perché non potrebbe succedere anche a me? Così iniziai a uscire già da giovanissima. E ogni volta che ero per strada, cercavo in segreto la persona che mi avrebbe scoperto. Sarà quell'uomo lì? No, magari quella donna che viene verso di me. Non l'ho mai scoperto. Ma sapete cosa vi dico? Anche se non potevano portarmi in cima come Marilyn, avrebbero potuto credere abbastanza in me. Avrebbero potuto vedermi per quella che sarei diventata nel tempo. E pensare che ero molto molto bella, come un diamante grezzo da lavorare. Mi avrebbero potuto condurre verso una nuova vita, verso un nuovo mondo, dove tutto sarebbe stato spettacolare. Ho vissuto così per davvero tanto tempo, nella mia testa, sognando così. Ed era bellissimo. Ma un giorno è finito tutto. E sono finita anch'io. Che desolazione. Che vita triste. Scusi, me lo offrire una sigaretta? Grazie.